pomeriggio, segretario Buon Palermo. pomeriggio. Grazie. Allora, prima di tutto voglio andare però a Padova. Sapete che la situazione del Veneto è molto critica, tant'è che Zaia ha preso già delle decisioni con uno stop alla circolazione tra i comuni. Ci facciamo raccontare tutto dal nostro Flavio Isernia. Ciao Flavio. Sì, buon pomeriggio, lo dicevi, la decisione è arrivata poco fa. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che da sabato sino al 6 gennaio in Veneto non sarà possibile a partire dalle ore 14 lo spostamento tra comuni, salvo evidentemente i casi di necessità. Una misura restrittiva voluta dal governatore per i dati che preoccupano. Lo dicevi, dal 5 di dicembre il Veneto è la regione che registra quotidianamente il maggior numero di contagi. Ma come è potuto accadere che una regione virtuosa sia ora la peggiore dal punto di vista dei contagi? Lo ribadiamo, in Italia. Lo abbiamo chiesto al professor Andrea Crisanti, che è il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova. Lo ascoltiamo e poi linea a te. La zona gialla di fatto non era in grado di contenere la trasmissione e in modo particolare una zona gialla calibrata su un parametro come quello dei posti in terapia intensiva e questi altri 21 parametri. Noi ci dobbiamo immaginare questi 21 parametri come fossero una catena in cui ci sono anelli deboli e anelli forti. E allora la forza di una catena dipende dall'anello debole, non dipende dall'anello forte. Se uno la misura con l'anello forte di fatto crea degli effetti paradossi e la catena si spezza. In questo caso la trasmissione è aumentata a dismisura perché chiaramente non erano quelli i parametri giusti. In più il Veneto ha utilizzato per combattere questa fase i tamponi rapidi, ne ha fatto un grandissimo uso e che purtroppo hanno delle sensibilità basse. Se questi tamponi rapidi vengono utilizzati per esempio per proteggere comunità vulnerabili come RSA, e quindi io praticamente testo tutto il personale del RSA col tampone rapido, invece di creare una barriera ho una gruviera piena di buchi, perché questi qua entrano infetti e passano attraverso questa rete che io ho costruito. Segretario Palermo, faccio commentare subito a lei quello che sta accadendo in Veneto, più in generale l'andamento dell'epidemia e quello che succede, diciamo, nelle diverse zone che abbiamo definito in queste settimane rosse, gialle, arancioni. Che cosa è accaduto? E altro fatto, i tamponi rapidi, dice il professor Crisanti, hanno una bassa sensibilità, non li possiamo utilizzare realmente, insomma, per seguire davvero l'andamento dell'epidemia, avere un termometro dell'epidemia. Ma certamente sui tamponi, certamente non mi metto a confrontarmi con il professor Crisanti, che è un'autorità assoluta nella materia. Per quanto riguarda invece il colore giallo del Veneto, che è stato mantenuto in tutto questo periodo, ormai è dimostrato anche con studi fatti da autorevoli statistici che la permanenza nella zona gialla ha scarsa influenza sulla curva dei contagi, sui ricoveri e sulla mortalità. Se vogliamo un'inversione consistente della curva bisogna andare almeno su una zona arancione, con le limitazioni appunto di questo colore. Se vogliamo invece decisamente abbassare contagi, ricoveri e mortalità, l'unico colore efficace, per così dire, perché a ogni colore ovviamente vi sono collegate le rispettive restrizioni in termini di distanziamento sociale, limitazione della movimentazione sociale, eccetera, e quello è il colore rosso. È chiaramente dimostrato. Se noi confrontiamo ciò che è successo in Toscana rispetto al Veneto, la dimostrazione è eclatante.